Un biennio di progetti che fanno la differenza con tante attività finalizzate a dare valore al futuro delle donne, tematiche corpose e impegno sociale a tutto campo su cui si sono confrontate le socie del Soroptimist di tutta la Sicilia, un interclub tenutosi sabato a Messina a cui è intervenuta anche una delegazione di Agrigento guidata dalla presidente Jana Simpanen. Sicuramente è un'occasione importante perché è un'occasione di incontro, è un'occasione di confronto con gli altri club per prendere spunto, ma anche di essere magari fonte di ispirazione, lo siamo in maniera vicendevole con gli altri club, con le presidenti e con le socie che partecipano sempre molto numerose a questi incontri. La presenza della vicepresidente nazionale, che è vicepresidente sia della Lombardia che della Sicilia, ovviamente ci fa anche capire cosa fanno le amiche di altri club, di altre realtà e ci sono anche dei momenti in cui le due regioni collaborano insieme, come per esempio Orange the World, in cui si è visto proprio questo momento di incontro, di raccordo tra i club con la vendita delle aranze siciliane in Lombardia. Sono altri anche momenti di confronto, come il progetto Si Sostiene, progetti che sono svolti in carcere con diverse modalità e noi possiamo andare sicuramente come club di Agrigento molto fiere della nostra proposta, che è sempre tenuta in grande considerazione. Parlo delle frutte anatroccole, il progetto che abbiamo svolto l'anno scorso presso la casa circondariale Petrusa con 18 detenute che hanno avuto alla fine il certificato di corso di formazione di animatrici ludico-teatrali. Non mi stancherò mai di parlare di questo progetto, anche perché non si stancano mai le amiche sorottimiste di parlarne, perché davvero rappresenta un'eccellenza nell'insieme delle proposte del Sorottimist International d'Italia. Dopo i saluti di Rossella Musolino, presidente del club di Messina, è stata la volta di Paola Pizzaferri, vicepresidente nazionale. Immagine fantastica, io sono da quest'anno è il secondo anno che sono vicepresidente nazionale, che mi occupo appunto di questa fantastica regione e delle eccellenze che anche qui i club Sorottimist hanno manifestato, aderendo in modo massiccio a tutti i progetti nazionali, non solo ai temi che ci stanno più a cuore, che è quello della difesa dei diritti delle donne, dei minori, e quindi il contrasto alla violenza di genere, che quest'anno tutti i club siciliani hanno vissuto attraverso il periodo del 25 novembre, aderendo allo slogan internazionale dell'Orange the World in 16 Days, che hanno declinato attraverso convegni, eventi e una sensibilizzazione sul territorio veramente fantastica, ma soprattutto hanno aderito anche a due grandi progetti nazionali che sono progetti che riguardano una strategia del lavoro femminile, un progetto che si chiama Donne e Lavoro, e un progetto invece che riguarda la strategia di crescita culturale per le donne, e non solo per le donne ma anche delle generazioni più giovani, un progetto che si chiama Si va in biblioteca.